Abbiamo approvato il progetto definitivo, abbiamo approvato il progetto esecutivo, siamo partiti con le opere, siamo arrivati a un 30-35% di realizzazione del cantiere. Dopo 7 anni per Silvano Vernizzi è arrivato il momento dei bilanci. Con il 31 dicembre scade il mandato di commissario straordinario per la Pedemontana Veneta e il ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio non ha prorogato la gestione commissariale della nuova superstrada. La gestione dei lavori passerà quindi dal 1 gennaio alla Regione Veneto. Vernizzi lascia non senza togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Forse tanti che hanno parlato a favore della fine della gestione commissariale non sanno cosa vuol dire realizzare un'opera di questo genere e sicuramente non sanno cosa fa un commissario giornalmente e quotidianamente. Pur tra difficoltà e polemiche di vario genere, i cantieri di quella che al momento rappresenta la più grande infrastruttura in costruzione in Italia, circa 95 km da Montecchio a Spresiano, proseguono, anche se al momento un po' lentamente. Rallentamenti di cantiere dovuti all'incertezza da parte del concessionario del closing finanziario. Quindi il concessionario non è sicuro di avere 1,6 miliardi che gli serve per andare avanti e ovviamente ha rallentato ha rallentato i cantieri. Vernizzi lascia con una certezza: indietro non si può più tornare, la Pedemontana va portata a termine così come è stata progettata, fermarsi, cambiare non si può più. Abbiamo vinto tutti i ricorsi al TAR, abbiamo vinto tutti i ricorsi al Consiglio di Stato, abbiamo vinto anche un ricorso alla Corte Costituzionale, quindi vuol dire che l'impostazione giuridica e il lavoro giuridico sull'opera è stato, secondo me, buono.